Bene raga, ciao a tutti come Don Veneziano, iniziamo col giorno 6 delle Olimpiadi, abbiamo addirittura 6 prove di canottaggio, quindi qua Germania e Gran Bretagna possono dominare. Canottaggio 2 uomini-donne, canottaggio 4 uomini-donne, canottaggio 8 uomini-donne. Poi due prove di kayak dove la Germania e Inghilterra c'erano sul canottaggio, mentre kayak solo la Germania, BMX freestyle, breaking o breaking o quello che volete voi, e ciclismo crono. La Germania c'è, però questa è una bella domanda, ragazzi. Abbiamo la Deutschland, però la Germania ha un bonus. Questo è proprio il classico bonus tedesco, cioè quello proprio massimale, visto che la Germania ne ha solo due. Quindi comunque la Germania sta con la Gran Bretagna. E così, ragazzi. Al posto della Germania mettiamo la Francia e siamo a cavallo. In questo caso sì. Questa è la legge comundiana, la Germania ha questo status nel canottaggio, quindi assolutamente ha la priorità, quindi GBR e Germania, e al posto della Germania è la France. Andiamo. Vediamo se riusciamo a strappare qualche oro, perché veramente è dura, però sembra quasi impossibile. Siamo partiti anche peggio del solito. Non riusciamo neanche a fare l'oro, benissimo. C'è l'argento? Britain leading the way and looking good so far. Good performance from Italy in second place at the moment. Norway are doing well here in third place. Rhythm, power and È impossibile battere gli inglesi. Allowing the boat to run in the water as we now reach the halfway point. Quanto, cioè, però anche qua la Gran Bretagna rischia di fare una quantità di medaglie che supera anche me. Sì, Gran Bretagna senza un senso logic. Attenzione, sto rischiando l'argento, però sto rischiando l'argento. Non ci credo, perdo l'argento. Perdo l'argento. No, perdo addirittura il blu, non ci credo. Sono crollato non ho parole. Ragazzi, ho l'impressione che queste Olimpiadi non andranno molto bene. Quindi qua è un casino perché abbiamo GBR oro, cioè il doppio oro del bonus. Germania uguale perché è insieme alla Gran Bretagna. Poi abbiamo USA argento. E Francia, incredibile perché è a posto la Germania. Francia becca l'argento del bonus e il bronzo del piazzamento. Non ho parole. Cioè, sono riuscito a non vincere neanche una medaglia. La crisi è nera. Ok, qua ci manca. Ok, Germania e Gran Bretagna, la Francia la mettiamo con la Spagna. Ok. Se non vince la medaglia, veramente da panico. Got to be looking at a gold medal here in the final. Well, we're through the early stages of this final, heading towards 250 meters now. Che cazzo fa la Gran Bretagna a volare sempre così tanto? Niente, oggi non va.
out in front at this stage, and it looks like it could be a medal for Great Britain. Italy in second place and now has a real chance of catching the lead. No. No, Fiori. Good response from the fans as well. Mamma mia, oggi ho disastro. Ha fatto benissimo la giornata 5. Crisi nera, Beppe. Well, that's not bad, and I'm sure that he can improve on this performance by just increasing the stroke rate. La Gran Bretagna le vince tutte, di conseguenza anche la Germania. So much noise from the stands, and that's because Great Britain are in first place. Team USA in with a chance of a lead here, they're in second place. China keeping up with the leaders, but can that be improved upon? Fourth at the moment, Italy, and just needs to up the pace here. This is where the stamina really kicks in the final stages. Great Britain has a new Olympic champion and a new Dai, meno il podio l'ho preso. Mamma mia, GVR. Qua vanno avanti di doppia medaglia del bonus. Stati Uniti si beccano l'argento e non è bene, perché comunque se... Italia un bronzino. E abbiamo altre 4 prove. Ok. Vai. Ok, abbiamo la Francia, abbiamo USA, Gran Bretagna e Germania. Però, ripeto, la Germania purtroppo deve usufruire del bonus Gran Bretagna, quindi al posto della Germania abbiamo anche la Francia. Teniamo un'altra Germania, ci prenderà un'altra medaglia. Well, these athletes are ready. Set. All 6 away at Eton Dorney, and we're off. It's been an impressive row so far. Can he maintain the pressure on the rest of the pack? Devo stare concentrato se voglio avere una minima chance. Italy really putting the pressure on their opponents. Quarter of the race gone and they're in first place. Great Britain working hard in second place. Time's running out for France to improve on third place. Dai, come provaci. Italy the front runner. This is an impressive performance. Great Britain in touch with the leader here. USA going hard here. Third place is a good effort. This is a gold medal performance, and without doubt, we're looking at an Olympic champion here. Provaci come, non è impossibile. Italy going for gold in first place. Adesso basta. A un certo punto la Gran Bretagna deve vincere. Coming up to the final stages, needs to give it absolutely everything. Di pochissimo, raga. Ci siamo quasi, però. Ci siamo quasi. So close though to winning that gold medal. Well, this is a good performance. There's no doubts about that from the start. It's incredible. Down in the boat, very, very nice. La Germania si prende anche il bronzo, chiaramente non scala. Minimum of fuss all the way through this race. Allora, argento. Ok, la Germania è arrivata quarta, ma si becca il bonus. Anche con l'altra squadra. USA, bronzo. Un bel argento ci voleva. Ma non siamo lontani, che purtroppo... Dai, non ho tante prove di canottaggio.
perché abbiamo 2, 2, 4 e 8. Adesso stiamo completando la seconda a 4 e poi abbiamo le 2 a 8. Ok, la Francia è con la Norvegia. Vai. Well, the Olympic finals underway at Eton Dorney, and all 6 are off the mark. Una partita forte. Out in front and has been stroke perfect. Stamina. Almeno un oro per recuperare un po' dalla USA. Commitment all required if you're to take a medal. Tanto Gran Bretagna e Germania l'oro sicuro ce l'hanno. Che sempre seconda arriva la Gran Bretagna. Second place for Great Britain and a real chance of catching the leader. Norway are in third. It's a good performance so far. Ti prego, dammi la medaglia, almeno una nel canottaggio. Me la merito. Half the race complete, but all that matters now is what's ahead and what's at stake. We're leading the way and looking good here. Italy in first place and looking good. Sto mollando. Sto mollando. No, adesso. Ma perché adesso molla sto stronzo? Perché molla alla fine? Niente, non... No, ma proprio qua molla apposta, però... Vabbè. Dai, Fioi. Cioè, incredibile. Incredibile. Well, this is a good performance, there's no doubts about that. From the start, moving up and down in the boat very, very nicely, pulling that. Incredibile, Germania e Gran Bretagna stanno letteralmente dominando la scena, ma stavolta sono stato prima tutta la gara, agli ultimi metri, chissà perché non posso più fare niente. Ok, ne mancano 2. Rischiano di fare 12 ori Gran Bretagna e Germania, ma sapevamo che il canottaggio era una super specialità. E la Germania c'è anche il kayak. Però nel kayak non c'è una vera specialità, non c'è una vera bestia come la Gran Bretagna che veramente le vince le tutte, cazzo. Vabbè, Francia, Norvegia. Sarà un medagliere incredibile, tutte lottano però, It's a clean start. All 6 are underway here at Eton Dorney. Proviamo a sprecare un po' meno all'inizio. Breathless day. Terrific conditions to row in. Niente, adesso non riesco neanche a andarmene. Terrific performance for Great Britain, who are in first place. Italy, good start this in second place through 250. Ha rotto i coglioni però la Great Britain. Improve upon third place. Stroking towards halfway here, and there's no doubts about this race and which way it could go. Less than 500 meters to the line then, and the medals are so close in this event, you can almost touch them. Pulling well in the water. Dai, Fioi. Qua rischio che l'argento. In ogni gara è storia a sé, tranne per la Gran Bretagna che vince sempre. Rischio anche la medaglia. Credi. Incredibile. Incredibile.
Non ho parole, signori, non ho parole. Well, there'll be some disappointment shared by many on that performance. There were some signs of greatness, but it's not been achieved this time. La Cina si è presa la medaglia. Though for the future, I'm sure the best is still to come. Sì, sì. Got what Guarda ragazzi, mi tolgo una curiosità. Vediamo la differenza. No, perché voglio che... Cioè, non è possibile che la Gran Bretagna e la Germania le vincano tutte. Cioè, scusate, cioè, ma ho una dignità anch'io, voglio capire a medio se la giochiamo di più o se stravinco. La Francia mettiamo con la Romania. Vai. Vediamo così. In caso... All six rowers away neatly from the starting gate then. Just needs to hold it together now and will win this race. Ok, adesso sembra veramente partenza in scioltezza. Insomma, mica tanto, comunque è là la Gran Bretagna. Cambia poco, che proprio impossibile il canottaggio, Through this race and Italy are in first place. Don't start writing the headlines yet, but No, ma non si vince, non si vince. C'è rischio che la medaglia. halfway through this race. In bronze position right now, Team USA in third. Well, this has been a good performance so far, no doubts about it, looking very smooth. L'argento forse lo prendo. First place and looking good. Italy in second place as we enter the final 250. Time's running out for the USA to improve on third place. Neanche a medio, raga. Era una curiosità. Vabbè. Diciamo che Germania e Gran Bretagna. In realtà la Germania ha finito i veri bonus. Ha solo il kayak. La Gran Bretagna ha ancora il ciclismo, però. Gran Bretagna mostruosa. Ci vediamo per le prossime prove, che sono le due di kayak K2. Vai raga, anche se sono insomma un po' sfiduciato. Ok, la Germania c'è, quindi siamo a posto in questo caso perché non c'è una gran favorita. Manca solo la Francia, e la Francia la mettiamo... Ma a questo punto con la Gran Bretagna, dai, insieme alla Gran Bretagna ci sta. Vai. Poi dipende, potrei fare bene come una merda. Sarà un medagliere che ho paura. E poi rischiamo di arrivare neanche secondi se siamo avanti così, Bravo. Ma no. Male. Penalità. Ma che porta mancata da... Vabbè. Ma vaffanculo. Niente dai, altra porta mancata perché sei uno stronzo di gioco. Altra porta mancata. E vaffanculo, va. È andata ormai, neanche mi metto più perché tanto. Disastro assoluto. Bravi, bravi.
Mamma mia, meno male. Allora, And China Cina oro, incredibile. Non me l'aspettavo. in second with silver. It's the USA non ha bonus, almeno quello. It's New Zealand. Third, New Zealand, Nuova Zelanda bronzo. 116.90. E comunque la Germania un bronzo ce l'ha perché ha il bonus. E scala di una posizione. Well, let's have a look at what that. Bello, bello, bello. Molto, molto interessante. I bonus danno più pepe perché adesso anche la Gran Bretagna lotta per il titolo. Plenty of crowd support here. Ci sono altre nazioni che possono vincere Qua abbiamo tutto, Germania e la Francia, col Canada ovviamente, dai, stavolta ci sta. Golds in this event. Vai. Also taken 3 bronze. They've been pushed hard by Great Britain, France, and Italy. Needs to keep on top of the white water through this upstream gate. Approaching Piccadilly Circus here. Had to fight to get back through Ok. the upstream gate. Teniamoci. Did Ok. to get through that gate. Prendiamo un po' di fiato. Working hard through the first time check. Crucial, the line into Ben Nevis. Ma vedi che inculata. It's right. Well, passing the gate in the wrong Ma perché? won't help. Ma guarda come, ma guarda che roba. Well, that's another miss. Ma perché I porta? understand how. Hit that gate. Vabbè, ma sto zitto che è meglio. Well, that's a slow time. 32 secondi. This is all about timing through the oval. Can't allow the boat's momentum to stop through this upstream gate. Well, it's so- an awful lot of hard work and effort. Almeno finire in maniera dignitosa. Guarda, me la fa saltare, ma Dio. Guarda, vai a fare in culo. Needs a massive improvement in the final section. Wants to be caught right into the gate. Beh, certo, porta colpita, ovviamente. Had to slow down to get through that gate. Male, male, male. It doesn't like that. And understandably, he'll be disappointed. First, Germany. Penultimo. Cazzo, Germania, megoglioni. Sixth, And Canada finished. Se ne becca due addirittura. United States. Usa argento. With a time of 107. Canada e Francia. Quindi Canada, Canada with a time of 115.0. bronzo. E Francia doppia per il bonus, quindi si prende l'argento e il bronzo di posizione. 6.39. Fifth, Greece with a time of 133.10. Ok. Finisce anche il kayak. Adesso abbiamo BMX Freestyle. Vai ragazzi, andiamo. Vai, 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 vai. Oddio. Cerchiamo almeno di qualificarci. No, ho sbagliato, va bene, dai, però dovrei passare tranquillamente in semifinale. Primo turno abbastanza semplice. Ok. Purtroppo non è la finale. Vai. Ta 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 ra ta 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 ta. Semifinali. Semifinali.
Vai. Quanto ho bisogno di un oro, fioi, per sbloccarmi. Ok, ciclisti, blocchi di partenza. Ciclisti pronti. Attenzione ai cancelli. Ah, ma che salto? No, vabbè. Che disastro, ragazzi. Siamo giusti, ma... Dai, madonna, adesso devo rischiare di non arrivare neanche in finale. Vai, qua, terzo, Questo vuol dire che in finale non arriviamo neanche in medaglia. Qualificati. Allora, pressione impennata, muovi. Ah, forse è quello. Aspetta, però voglio vedere sta roba. Non l'ho ben capita. Ormai qua ogni medaglia è fondamentale, Vai. No. Sorry. La. Ta. Vediamo se ho sbloccato qualche consiglio in più. No. Devo. Vai. Ok, ciclisti, blocchi di partenza. Ciclisti Dai, pronti. tentiamo il miracolo. Attenzione ai cancelli. E vabbè. Ma cosa? Ma perché? Ma perché, Pioi? Cioè, il disastro. Da fare. Ma guarda, vabbè. 0 medaglie, che bello. Vediamo chi ha vinto. Russia, Paraguay, Gran Bretagna. Russia, Paraguay e GBR ragazzi, scatenata. Ok, abbiamo il maschile. Raga, sono iniziate le prove ciclismo cronometro uomini e donne. Partiamo con le donne. Abbiamo due possibili medaglie. Speriamo di beccare loro, sarebbe bello. Siamo con Cattaneo, ma il nostro punto di diamante è Pippo Top Gun Ghana. E vediamo questa prova a cronometro di un'Italia che sta facendo fatica. La cosa, ahimè, è ufficiale. Ora ci sono bonus. Vediamo Cattaneo come chiude. Intanto attenzione, però c'è Pippo Gana. Super Pippo Gana, signore. Cattaneo quinto, c'è Van Aert che è primo col Belgio. Ci sta, bisogna capire Pippo Gana se ha una chance, il nostro Pippo. Forte in cronometro, dobbiamo solo pregare, ma l'oro è duro. L'oro è molto difficile.
Dai pippone. Dai ragazzi, su. Andiamo a dominare la scena. Speriamo. Attenzione. Sì! Pippo Gara si becca l'oro, vaffanculo, Belgio secondi e terzi. Questo è un oro pesante come un film di Fassbinder. Godo molto molto bene. Italia, Belgio, Belgio. Ma ragazzi, per avere un altro oro, Pippo Gana è in una forma strepitosa. Ci ha regalato un oro pesantissimo e abbiamo strappato al Belgio la doppietta. E adesso voglio un altro oro, ragazzi. Con il grande Cattaneo. Questo è un oro abbastanza inaspettato, quindi bellissimo. Rosicchio qualcosa per il progetto Cuba. Vai Pippone Gana. Tocca a Pippo dominare la scena, tocca a Pippo. Mancano 25 km circa. C'è tensione, Van Aert già primo. Dai Pippo, stavolta purtroppo doppietta Belgio, addirittura fuori dal podio. Belgio, Svizzera. Raga, abbiamo le due gare di break e vediamo di riuscire a portare a casa qualcosa di importante. Io ci provo, io ci provo, anche perché qua la situazione medagliere è un po' contorta. Ok, vai. La dura. Forse break è la più facile, sarebbero fondamentali 2 ore, speriamo. Vabbè, questo dovrei farcela tranquillamente. Ok, e si gode. Finalmente vediamo un'azione un po' più umana. Dai. Godo. Ci vediamo in finale poi nella gara uomini, queste donne, uomini mettiamo solo la finale o comunque dove arriviamo per non essere troppo ripetitivi su comunque un minigioco che non è certo la cosa più devastante del mondo, però stiamo dominando la scena e anche la Svizzera battuta, non possiamo fare l'oro raga. Italia e Israele, portiamola a casa, portiamola a casa. Così finiamo anche le discipline su mobile. Dai che l'oro può essere abbastanza tranquillamente nostro. Dai che possiamo fare 2 ori qua. Sì Beppe, silenzio. Massacrati. Finalmente qualche oro facile raga, perché non avanzavo più. E si gode. Italia, Israele, Egitto. E si gode. Ci vediamo per la gara maschile. Raga, siamo in finale con la Svezia, dall'altra parte Angola e Ruanda. Ruanda show ragazzi. Ruanda show.
Vai. Portiamo a casa un altro oro prezioso. Ogni tanto un po' di culo con delle discipline più semplici, grazie. Deve ancora partire l'atletica che può essere croce e delizia. Come viene. Diciamo che i bonus danno più, è tutto più imprevedibile perché ci sono più squadre che possono vincere. Qua comunque arriva il secondo oro, almeno spero, ma proprio di sì, proprio massacrati, per fortuna è facile, almeno black. Ruanda, bronzo, Italia, Svezia, Ruanda, ci vediamo per il medagliere. Ciao! Raga, ecco il medagliere, secondo me è fantastico perché ragazzi, fino alla Francia 5 squadre possono lottare. È chiaro che dopo secondo me Stati Uniti e spero noi prendiamo tra virgolette il largo, però i bonus stanno aiutando tanto e ci stanno dando qualcosa di incredibile, ci voleva, perché se no era sempre Italia-USA, almeno così avevamo più squadre. È chiaro che in questo momento siamo terzi, raga, pari merito con la Gran Bretagna, che servono molti argenti in più, perché la Gran Bretagna incredibilmente ha 20 ori, un argento e 5 bronzi, mentre la Germania ha 24 ori, perché è chiaro che sfrutta il kayak, il canottaggio con la Gran Bretagna, altre medagliette che ha preso qua e là. USA sempre in testa, ma siamo a meno 6 dalla vetta e abbiamo ancora tantissime Olimpiadi. Recupera un po'. Beh, la Francia rimane 18, poi sono tutte le altre, diciamo che hanno preso medaglia tanto le big in questo momento. Però tante squadre, tante nazioni sono già a medaglia, questo è bellissimo. Allora, il programma del giorno 7 è ciclismo in linea, che possiamo dire la nostra, sollevamento pesi, che possiamo vincere 2 ore, perché siamo strafavoriti, skit lo stesso, possiamo far bene. Vabbè, sincronizzato, qua sarà dominio Cina, tiro con l'arco, lo stesso, possiamo fare bene. Concorso a squadre, equitazione, direi di no. Calcio, spero proprio di poter fare, però una cosa, ecco, invertiamo, non cambia un cazzo, però sono tutti così, ok, scusate. Calcio, voglio l'oro, e ping pong, sarà dominio Cina, però non si sa mai. Cioè, il Cina l'oro sicuro comunque, perché anche che perde in finale ci va sempre, quindi ci siamo. Quindi una giornata importante il giorno 7. Non so se riuscirò a fare tutto insieme, probabilmente il giorno 7 faccio tutto, e il calcio me lo tengo come giorno 8, adesso vediamo, però dai, dopo il giorno 8 l'atletica arriva il giorno 11, quindi manca ancora per l'atletica cubendiana. Raga, saluto il comandone veneziano, sono molto soddisfatto, abbiamo recuperato qualcosa, però è chiaro che Stati Uniti rimangono favoriti. Ciao!